Dopo l'appuntamento di Cormons riprende il tour itinerante dell'Infopoint di Aquile dal Friul, che lo scorso sabato 1 dicembre ha toccato la città di Udine. Lo stand, presente al mercato di Viale Vat, come in ogni occasione, ha richiamato un gran numero di persone, attirate sia dall'avvio proprio in questi giorni della nuova campagna tesseramento per il 2019, sia dalla consueta raccolta firme, di cui Aquile si fa portavoce per la petizione Gorizia in Friuli, attraverso la quale un gran numero di friulani sta dimostrando la propria contrarietà alla volontà della giunta regionale di annettere il Goriziano a Trieste. Con la promessa di tornare a Udine il prossimo 15 dicembre, presso piazza Matteotti, con l'ultima tappa del tour itinerante di Aquile dal Friul, prima della sosta natalizia, si rivolge un particolare ringraziamento al comune di Udine ed alla cittadinanza che si è dimostrata particolarmente accogliente nei confronti dell'unico movimento politico dei friulani, che anche attraverso il tour itinerante dell'Infopoint dimostra di porre le sue radici nella terra del Friuli tra i friulani. Unisciti ad Aquile per difendere il Friuli. È ufficialmente partita la nuova campagna tesseramento per il 2019. Per informazioni scrivi ad Aquile dal Friul @gmail.com oppure telefona al 334 25 12 084. Mandi! Bentornati a Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione ideata e curata da Aquile dal Friul. Siamo qui stasera con Graziano Ganzit, assessore alle attività produttive e politiche comunitarie del comune di Codroipo. Sì. Benvenuto Graziano. Grazie. Grande conoscitore degli aspetti agricoli del nostro Friuli, perché dapprima siamo perito agrario, quindi insomma da molti anni anche che segue appunto le vicende di questo aspetto così importante per la nostra regione, e volevo annunciarvi che da questa puntata e per le puntate successive la nostra trasmissione si arricchisce ulteriormente, perché l'assessore Ganzit terrà una rubrica, diciamo, qui sulla nostra trasmissione, appunto per affrontare temi legati al mondo dell'agricoltura. Graziano, l'agricoltura in Friuli come è vista? Se è migliorabile, e secondo lei quali sistemi possono essere adottati per migliorare l'agricoltura qui in Friuli, oggi come oggi? L'agricoltura è una scienza molto complessa e come attività economica racchiude attorno a sé tantissime attività. Pensiamo ai primi del Novecento, il Friuli produceva circa 150 varietà di prodotti agricoli. Oggi siamo focalizzati sostanzialmente sulla vite e sul mais, perché portano l'80% della produzione lorda vendibile. Questo crea una situazione di squilibrio all'interno del nostro sistema produttivo, per cui siamo deficitari di prodotti essenziali come i carboidrati, tipo le farine. Siamo deficitari quasi totalmente di verdure, di ortaggi, il 50% della frutta. Di conseguenza, oggi come oggi, parlare di agricoltura focalizzandosi su un mercato che tira come quello del prosecco o della ribolla gialla è un po' riduttivo e soprattutto è fuorviante. Questo aspetto ci porta anche a non considerare gli aspetti negativi che ha l'agricoltura, cioè questo modello agricolo, e questi aspetti negativi si riflettono su tante condizioni: la caduta di sostanza organica del terreno e soprattutto l'inquinamento delle acque. In più, possiamo anche dirlo, un modello industrializzato non crea cultura agricola. La nostra civiltà, che si è creata sull'agricoltura, soprattutto nell'ultimo secolo, attraverso i processi sociali delle latterie sociali turnarie e quello che hanno creato, che ci hanno permesso di sopravvivere a 2 guerre mondiali, oggi non ci sono più. Io spero che in questa carrellata, di questa rubrica, cercheremo di analizzare questi problemi e portarli, non dico a soluzione, ma almeno renderli evidenti. Certo, perfetto. Quindi con l'assessore Ganzit, ripeto, da questa puntata per le successive, andrà questa rubrica che ha un titolo? Sì, abbiamo pensato di chiamarla Bios, che vuol dire in greco la vita, tenendo conto che comunque i greci chiamavano la vita in 2 maniere: bios, che era la vita incarnata in natura, quella che vediamo attorno a noi, ma chiamavano zoe la vita diffusa, quella che arrivava. Cercheremo di far capire o cercheremo in qualche maniera di collegare questi 2 aspetti. Adesso viviamo in bios, alla fine di questo ciclo spero che riusciamo a capire cos'è zoe anche.
Certo. Dunque Assessore, io la ringrazio intanto per il suo intervento e le auguro buon viaggio e benvenuto qui all'Aquile Libere con la sua rubrica BIOS. Bene. Cari amici, ospite di Aquile Libere, Paolo Bortolussi. Ciao Paolo. Andy. Ciao, da anni affermato regista friulano, esperto di teatro, attività culturali e da ben 3 di Science di radio, giusto? Radio, dopo hai fatto 3 anni di televisione. Sono un po' in soggezione perché insomma davanti a un regista del genere, ricordate che noi siamo volontari, noi, il sottoscritto, il cameraman di Ma dietro, c'è il sottocristo, allora volontari. Esatto, e facciamo del nostro meglio. Aquile dal Friul si occupa di politica naturalmente e volevo farti una domanda, appunto, domanda di questo tipo. È da 25 anni almeno che manca un partito friulanista in giunta regionale, mi riferisco al Movimento Friuli naturalmente, di cui abbiamo grandissimo rispetto. Questa assenza ha provocato sicuramente una mancanza in Friuli, un peggioramento generale negli anni delle condizioni di tutti gli aspetti della vita del Friuli. Quanto importante sarebbe oggi avere una rappresentanza friulanista in giunta regionale, secondo te? Ma io penso che sia di essere tanto importante queste presenze furlaniste a Trieste, perché si dismenteas e dunque si dismenteas, nessuno nos difende, nessuno nos porta, perché i vignoduzi che hanno fatto attenti di dividi, di farnos tutti, di mettere un po' qua, un po' là, in modo che questo popolo non esiste di più. Poi io penso sui finanziamenti che vengono dati per la lingua furlana, che è riconosciuta non solo in Italia per Costituzione, ma anche in Europa. Ho visto capire che la Costituzione della patria del Friuli si va a domandare in Germania, in Francia, e la conosci, mentre in Italia non la conosci, è stata chiappata anche dalla Camera dei Lord, esatta nel 1300. Si può dire che è una fotocopia di questa Costituzione e dunque è un popolo un lavoro importante e chi mi pare che sono questi gelosie in certi politici che hanno spartito a volernos dividere come che stanno facendo. E questa è una brutta roba perché la nostra cultura è differente da che altre culture. E dopo non si tratta anche dei razzisti, ma se si lascia torpa al mondo, come che si deve, con tutto il rispetto che si è portato, si continua a portare rispetto anche a quei stranieri che sono qua e si sentono sempre ogni giorno umiliati dai nostri, di certi partiti, con parole come il razzismo, perché si fa un'osservazione a qualcuno che non vuole rispettare le regole, poi umanis e se si può dire di rispetto verso la gente. E questo io resti deluduto, un po' di dubito anche dalle scuole non conoscono il Friuli, si va attorno all'Italia, io certi giornalisti anche come ultimamente come che non sapessero che è il Friuli. È una roba, un lavoro e che chi è dato dalla politica, io ho detto, noi avevamo a Jain, senza con che facevi radio, mi veniva Paraceta, il Partito Comunista, e dopo Bianchini, che è l'unico, mi pare, che è vivente, che anzi lo saluta, che era della democrazia cristiana, avevano fatto miliardi di lire da un governo che in quel momento era a patras. No, per avere la ricostruzione che in Friuli e loro hanno lavorato per il Friuli e dopo che è stato un lavoro non più sei sindaci hanno fatto la loro parte però il resto l'ha mangiato perché si è sentito subito al Gazzettino Giuliano a Trieste si fa il Molo 7 si è mettuto a questo il palazzo
si è fatta tre robis, e io anche a volte che ero in radio, tutte queste notizie le vedevi e le recepivi perché avevi gusto di sapere che succedeva qua, no? Che su tre personaggi politici, us dis la verità, che hanno lavorato tantissimo, anche Baracet, fin dall'ultimo, prima di morire, all'era che voleva salvare il Friuli in tutto e per tutto, no? Però all'uan seato in lui e sarà la tomba che si sta girando. Rivoltante. Sì. Dunque Paolo, grazie alla tua testimonianza, al tuo attaccamento a questa terra, come lo è quella di tante altre persone che vivono, tanti altri friulani che vivono questa terra, noi di Acquile dal Friuli faremo il possibile affinché ci sia una rappresentanza friulanista anche dai banchi della giunta regionale di Trieste. Io spero, l'importante è che dopo questi friulanisti non si perdono con che altri, perché abbiamo testimonianza diretta attualmente, ecco, di qualcuno che, diciamo così, sventolava la bandiera fino al giorno prima delle elezioni regionali di questa primavera 2018 e dopo si sono un po' persi via, insomma. E sono di che hanno di vergognarsi di ciò che hanno fatto. Sventolare queste bandiere. Esatto, perché è sacra per noi e per tante persone. Perché bisogna di cambiare colori furlanza che bandiere lì, invece dal blu metti rossa, perché sapete che le bandiere della guerra, Sardegnan, per dichiarare guerra si presentavano col... Allora, non dice guerra tal senso bellicosi, però questa guerra è anche culturale. Per poter salvare la nostra terra, il nostro essere, il nostro modo di pensare. Paolo, io ti ringrazio e spero che tu ci possa raggiungere di nuovo, è stato un piacere. Grazie a voi, se ben volentieri. Mandi.